Buonasera a tutti, visti voi, tenore de oie, die decche adesso mese de triula già 2026. Torniamo come sa videata normale, un attimeddu, e non diamo una carattere da vita nostra, un pacco romanco che a Eresi, che lo biaitino, libero perfettamente, come dire, non alla sul Saravallo, però oie non temos una fotografia un pacchetto a corso, ecco qua, e poi andiamo sul Saravallo e ora non ha attacchi resta goi e spalazzato fino a sauna, poi da sauna ha coccolato un pacco fino a salvatolo, poi tornata a spalazzare 32 gradi, temperatura massima, crasa, zappatu, invece abbiamo carchinughedda fino a sotto, poi spalazzata, e torna a San Nugueda dai mezzodia fino a Schimbe, basta strese e poi insomma restati sparazzato, 31 gradi temperatura massima. E incominciamo questo appuntamento, cioè intanto cominciamo questa nuova che bisogna che abbiamo su laurea già di importo umano, tempo di laurea, se sono visti chiesa, si è laureata, laurea triennale Roberta Conto in Scienze dei Beni Culturali in Università di Milano. Oppala, è mancata sa telecamera, i dimos, poi è mancata la telecamera, un attimino che abbiamo. Ah. Maria Torrata. Non ne chiedete intendere. Non ne chiedete intendere. Scusate, ma cerchiamo di vedere che stornare. Eccola qua. Dicemos. E seguimos, quindi abbiamo l'anno della laurea, sì, no, tornata a sparire. Boh, vabbè. No, isco itte facchere. Va bene, procediamo con la telecamera, tanto già ho che si internet e quindi andiamo a dentro di voi. Allora, si è laureata in Scienze dei Beni Culturali all'Università di Milano, siamo italiani di Roberta Contu. Roberta è figlia di Alessandra Ghisu e di Salvatore Contu. Realmente aura de buenos profetos e mentre avanzamentos a Roberta e de Nese sempre il mannino redditoso a sua mamma e a suo babbo. Auguri Robè, Mi raccomando, poi abbiamo la laurea al Galo. Tempo da laurea se non sono visti chiedo, è laureata su Cunchente, de che lode, Laura Erittu in medicina e chirurgia in Università di Sassari. Laura este figlia di Eugenia Conto e di Mario Leonardo Erittu, dal menso Laura de buonos profetos, del menso avanzamento a Laura, del mese sempre il mannino, e di solo a sa mamma e su babbo, A lei Laura. Andiamo poi a Sattera laurea, no, che la sono laureato Umberto Ferraro in medicina e chirurgia con Kente de che lode il Università del Castello. Umberto è figlio di Rita Azzeni
e di Michele Ferraro, e il nipote di Lucia Pischedda. Mentre usaura de buon perfetto del mezzo l'avanzamento sa Umberto ed essere sempre Mannino Redizzoso a sa mamma e a suo babbo. Ciao Michele, Michele su babbo, non sconosciamo vestisse che mi ha telefonato allegro, che picca, ne siamo scontento stotto, Ale, Umberto. Torniamo a Sannovas adesso Ida e abbiamo appuntamento Custus Zero, abbiamo 10 luglio 2026 proiezione del docufilm nella colonia penale a cura di Momotti SRL, dialogo con il regista, Bitti complesso museale etnografico bittese MUBI MMT, ore 21, ingresso gratuito, naturalmente in Piazzetta Pitali, in un bel veste tutto la cosa nostra, vediamo un po', poi abbiamo a l'appuntamento su Battordi che detriula già in romanzeso il suono nascosto che Nicola Agus, progetto musicale di Nicola Agus. Questo è su Battordi che detriula già alle ore 21 in romanzeso, ingresso gratuito. Poi galuamo incontro archeologico e santuari neuralgici della Sardegna, centro orientale tra religione, economia e società, con Giovanna Fundonia, Matteo Pischeda, ricercatori Università di Sassari. Un approfondimento sui grandi santuari della Sardegna, centro orientale, tra culto, economia e vita comunitaria. Sabato 18 luglio 2026 ore 20:30, Romanzeso Bitti, ingresso gratuito. Naturalmente organizza tutto il Comune di Vizi, Borghi Autentici, Michi, Cooperativa Istelai, eccetera, eccetera. Poi abbiamo usato l'appuntamento orgalo, andiamo in ordine, intanto beste su riassunto, 10 luglio proiezioni docufilm, Battordi che il suono nascosto, Kimbe Augusto riflessologia plantare nel parco del Canova del Capitano giornata dello yoga e abbiamo poi dato l'appuntamento di un canto di una vita, questo è presentazione del suo libro autobiografia di Daniele Cossello a cura di Sebastiano Piloggi sabato 11 luglio ore 19 ore 6 presso già Vinanza Vezza via la Marmora 30. E galo abbiamo dato l'appuntamento e lo usamos in Lugula questo cinema sotto le stelle, serate di proiezione estive, rassegna visioni sarde, cortometraggi d'autore su Cane e su Miu di Salvatore Mereu, Three Love White di Simone Cicalò, Una faccia da cinema di Alberto Salvucci, Vita e morti di un Maragotti di Stefano Cau. A grande richiesta il documentario Il ballo delle vedove di Giuseppe Ferrara, venerdì 10 luglio ore 21:30, Piazza del Sorballo in Lugula. Bene, abbiamo finito, no? Ecco qua, numero di Nantes, chissà... mi manca la prima pagina di Unione Sarda e di San Nuova, e non bisogna le altre, non bisogna andare a finire, non bisogna. Che la sembiamo diretta già, magari bisogna in mezzo di questa massa, ma vediamo un po', non bisogna. Boh. E come è possibile? L'ho rapinviato al de sicuro. La già inviata al de sicuro, una e due. Condividi, ecco qua. Inviamo a questa redazione da due pagine del suo giornale che mi pare strano che non vi siano e vabbè non bisogna però destra sono tardane viene
Bessile. Vabbè, cominciavano anche a e purtroppo mi hanno posto già vibra, mi hanno posto, ma non mi hanno fatto collegamento. E quindi hanno bucato sul muro del Badasa. Allora, non mi arriva, no? Boh, non mi arriva. Vabbè. Pazienza. Andiamo da innanzi stanno. Aspetta, proviamo a bessire un attimino le ginocchia e torniamo a entrare. Eccole qua, da bisogno come, ecco qua. Bene, bisogno le modifiche al PPR, il PPR è il piano paesaggistico atto da Essoro, non toccano le coste, le modifiche al PPR non toccano le coste, no degli ambientalisti, il centrodestra serve più coraggio. L'Aga Khan per sempre nella sua Costa Smeralda hanno fatto un statua dell'Aga Khan, la Naseitinie in Porto Cervo, mi pare che sia. Accetto, este è un correttore del caldo in Siena, mi auguro che vinca Titia, ma in ogni caso il mito sono io, cioè naturalmente non che muovere dal suo trono del suo mito de accetto chi in Siena nata intubattore di chi corsa e Titia hanno visto doichi. Innovazione bio, premiate 4 start-up. Ondata di calore previste sull'isola, picchi oltre i 40 gradi. Lutto nell'isola, addio a Falconi, pioniere del turismo ed ex consigliere regionale per la legislatura e poi in Babu dessa attuale sinnica de Fonni. Mediterraneo sempre più caldo, il vero pericolo, i negazionisti, il ricercatore Mario Tozzi lancia l'allarme. Purtroppo sono negazionista il bisogno e sono sempre più forte, sempre a peddatore. Spesa, il carrello ha preso il volo, frutta, pane e latte guidano la classifica dei rincari, prezzi del diesel alle stelle. Ittiri, no alle batterie, mobilitazione contro il progetto. Vade retro speculazione, Ittiri si mobilita ogni giorno di più per evitare la realizzazione delle batterie di accumulo di energia a Sudragone, zona di pregio per le produzioni agricole e ancora non possiamo accettarlo. SOS Nutrie, c'è un piano per il contenimento, l'allarme dopo l'aggressione a Cagliari. Il caso della giovane modella aggredita da una nutria al Parco Nervi di Cagliari ha sollevato il problema della difficile convivenza con la fauna selvatica nei centri urbani. I grandi roditori, tra le 100 specie invasive più dannose, erano arrivati in Sardegna negli anni '80 per un allevamento destinato alla produzione di pellicce, poi fallito. La città metropolitana di Cagliari annuncia il piano di contenimento, cioè hanno inquinato, rubato la Sardegna che in questa nutria alla... Oh, yeah. Andiamo da innantesi, torniamo al giornale, ecco qua, batterie a Sudragone, Sembrane dei Ittiri, la nostra fine. A Ittiri, stoccaggio di energia da 470 megawatt minaccia l'agricoltura di qualità. I timori dei produttori di mele, addio biodiversità. Il comitato no eolico, le istituzioni ci aiutino. No eolico, oh yeah. Ma contà che un comitato a si chiamare no eolico, ma Calangianus, battaglia legale contro l'assalto eolico, subito, cioè no che battaglia proprio, no? Derivazione di questa guerra contro le speculazioni energetiche è diventata una guerra contro l'eolico, no? Non è possibile. Consiglio comunale unanime, compromessa la nostra qualità della vita. Calangianus. Bene, andiamo da innantisi e facciamo dermatite bovina, un caso nell'Oristanese, sindaco, ristori rapidi, col diretti, vaccinazione per evitare il peggio, ma in cui bisogna sono Novax, viene sposo
Voese o Salvacasa. Le analisi dell'Istituto di Teramo confermano il coinvolgimento dell'azienda di Samugheo. La dermatite bovina colpisce per la prima volta nel 2026 l'Oristanese e colpisce l'Oristanese nel 2026. Il bollettino dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo segnala il focolaio a Samugheo. Si tratta di un piccolo allevamento di 9 capi e a risultare infetto è stato un vitello, l'unico a non essere vaccinato. Adesso tutti e 9 i capi, come prevede la normativa europea, saranno abbattuti, mentre la regione ha istituito una zona di protezione e sorveglianza nel raggio di 50 km dall'azienda di Samugheo, dove è sospesa la movimentazione dei bovini. Andiamo da innanzi, poi diamo il deattero. Il piano non va rivisto, siamo già su piano paesaggistico. Questo è il gruppo di intervento giuridico che come sono le danne dello tornare a bidere questo piano, dello variare, eccetera, eccetera, che hanno bagaglia subito arrasto dei affari. Il gruppo di intervento giuridico è un'associazione ambientale riconosciuta che usa lo strumento del diritto per difendere il territorio in tutte le sue forme. Nata nel 1992, in questi anni ha avviato oltre 3.500 azioni legali ed iniziative varie a favore del patrimonio ambientale e storico-culturale italiano, di cui più di 1.200 per la difesa delle coste, e in più di 3.000 casi ha ottenuto l'intervento delle varie amministrazioni pubbliche competenti o della magistratura. Il suo presidente Stefano De Lipperi interviene sui ritocchi dal PPR mettendo in evidenza 2 punti chiave: l'intangibilità profonda del PPR e gli obiettivi ritardi nella sua applicazione. Sul primo punto De Lipperi è netto: il piano ha ottima impostazione, ma i suoi contenuti sono dati dalla legge, dal codice urbani. Già troviamo nel codice urbano. Più che ritoccarlo si tratta di applicarlo. Il piano paesaggistico è immediatamente cogente e vincolante per tutti gli atti di pianificazione settoriale e urbanistica e comunque costituisce indirizzo per le restanti parti. E invece lo schermo modificare, no, che abbiamo successo, campo largo, un usarti in treo, il nuovo testo coniughi le priorità condivise su tutela e sviluppo. Dal campo largo apprezzamento su metodo e contenuti delle dichiarazioni di Spanedda, peraltro presenti anche nel programma elettorale con il quale Alessandra Todde ha vinto le ultime elezioni. E invece il centrodestra, solo adesso vi accorgete che serve un aggiornamento preso dato in ritardo. Puzza di bruciato verso il nuovo PPR, un ritocco alle regole di 20 anni fa, la sfida avvicinare regione e comuni. Da Spanedda la conferma al vincolo di inedificabilità assoluta a 300 metri dal mare. Dopo 20 anni dalla sua approvazione, il PPR targato Soro, peraltro in continuità con il codice dei beni culturali del paesaggio del cosiddetto codice urbani, dal nome del ministro del governo Berlusconi che lo propose, rimane al centro del confronto politico, anzi diventa terreno di confronto per costruire le basi della Sardegna del futuro con una conferma e una novità. La conferma è il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 300 metri dal mare, che rimane in piedi. La novità è che nelle aree interne e nei tanti centri abitati che vi insistono saranno possibili modifiche per migliorare la viabilità
e la fruibilità delle abitazioni, e cioè, volendo prendere a prestito la norma nazionale, si può dire che il piano paesaggistico regionale sia nella sua fase di completamento e applicazione diffusa nelle zone costiere che in quelle da costruire nelle zone interne. Non è altro che il codice Sardegna. Boh, vabbè. Vorrà dire che non si modifica. Andiamo da innanzi. Campo Largo ritrova i veleni, polemica sulle parole di Conte. Conte naturalmente filo russo, filo putiniano. Finché è staziata sul palco a narrare che la Russia è stesa amica nostra, chi non va a timere nuda, e poi invece so 007 russo, no, quindi comporanne. Seracoso. Può avere informazioni il giorno dopo la manifestazione del Campo Largo a Napoli, più che la ritrovata unità, tenere banco, ancora le divisioni. A riaccendere le tensioni sono le parole di Giuseppe Conte dal palco di Piazza del Gesù. Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti per andare a fare la guerra. Veramente una disonestà politica totale, e questo potrebbe diventare pure primo ministro. Dichiarazioni che hanno provato la reazione immediata dell'ala riformista del centro-sinistra. La vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno parla di parole gravissime e molto pericolose e critica l'assenza di prese di distanza da parte degli altri leader della coalizione, accusando Elly Schlein di aver fatto finta di niente. Sulla stessa linea Carlo Calenda, che punta il dito contro il silenzio della segreteria Dem e chiama in causa diversi esponenti riformisti del PD. Tra questi replica Filippo Sensi. L'ho detto subito e lo dico ogni volta, mentre Giorgio Gori sottolinea come Conte non abbia parlato in una sede privata, ma dal palco di una manifestazione ufficiale della coalizione. Oh, addetti militari russi espulsi dall'Italia, questo chiamano il giro dell'Italia a che ne conversione sul filo russo, e poi non solo Kusol, ma a chi è. Trasportatore di informazione scomporata dell'Italia spede 2 addetti militari all'ambasciata russa, ritenuti coinvolti nelle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato ai domiciliari 2 ex agenti dell'intelligence italiana. Convocata alla Farnesina, l'ambasciatore Alexei Paramonov è stato informato che Ivan Patro e Gorbachei e Mikhail Vasilevich Akasov dovranno lasciare il paese entro 3 giorni. Oh, Intanto guerra, attacchi incrociati tra USA e Iran a Hormuz, intanto il traffico è quasi fermo. E no che questa spoverita gestita di un scafandro niente che sono in cui secondo i media Axios, la Casa Bianca teme un ciclo di scontri destinato a protrarsi. Portocervo, omaggio all'Aga Khan, la sua visione ci ha cambiati. Todd e Ragnedda svelano la statua di bronzo del principe nella piazza centrale. Il figlio Rain diventerà cittadino onorario. Amiamo l'isola da 3 generazioni. Boom del cartello della spesa, frutta, pane e latte alle stelle. Inflazione fa salire i prezzi dei beni di prima necessità. Nel 2026 spesi 152 euro al mese in più rispetto al 2021. Poi amo costo, cioè amo viene scosto del suo gasolio che è si sparito l'articoletto. Tornano i venti di guerra, a Hormuz non si passa. Patriota a Kiev, rabbia di Putin. Vabbè. È ammesso la rabbia. La Russia non ha gli occhiali rosa.
e sa bene che gli americani continuano ad armare l'Ucraina, ma allo stesso tempo credono che Washington voglia sinceramente la pace, a differenza degli europei. Anche dopo il vertice della NATO, la promessa fatta da Donald Trump e Volodymyr Zelensky di concedere a Volodymyr Zelensky di concedere a Kiev la licenza per la costruzione dei Patriot. Il Cremlino continua a mettere il presidente americano tra i buoni con cui si può trattare lo scemo del villaggio, trattare, e la UE tra i cattivi guerrafondai in cui unico scopo è infliggere una sconfitta a Mosca. Basta finché ritiri il suo esercito e non basta nessun attacco. L'imbarazzante dono di Erdogan. Erdogan ha regalato una pistola e Zalballas a Totu. Trovarsi una pistola in valigia di rientro dal vertice NATO e scoprire che è un dono, un insolito souvenir del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, padrone di casa nella 2 giorni del vertice NATO di Ankara. È accaduto al primo ministro belga Bart Dever e ci si chiede come mai il dettaglio fosse sfuggito allo staff. In generale, comunque, il fatto ha lasciato spiazzati i leader di ritorno dalla capitale turca al termine di giornate di lavori convulsi. Gli staff sono stati costretti a rapide consultazioni sul protocollo per decidere il da farsi sull'insolito cadeau, tanto che il primo ministro britannico Starmer ha ritenuto opportuno subito informare già sul volo di ritorno a Londra che lui e altri leader, il cancelliere tedesco Merz e il premier olandese Jetten, hanno deciso di lasciare l'arma in Turchia, poi sparare tacconca Erdogan. Andiamo da innanzi, il diesel vola sopra i 2 euro, serve un nuovo taglio delle accise. Però mi manca un articolo che riguarda proprio la zona dei vizi, de preciso bittissologo che batte una petizione come dimos de cercare l'articolo che lo mannare. Eccolo qua. Scusate, ma sul Corriere devi confermare una cosa alla ponerisse la firma e già la esponente. Come abbiamo mannata questa pagina, no? Sì. Sì, anche la mannata, però non è arrivata, un attimino, a chi non legoi. Un attimo, foto, eccola qua. Ecco, la pagina è esposta, una petizione per la bitisologo. Viabilità, l'arteria cruciale per l'Einstein Telescope collega la 131 anche a Lula e Onani. Limite a 50 km/h e multe a raffica. Comitato chiede di rivedere le regole. Bah, insomma, non mi risulta che va a pagare metà multa, sa comunque. C'è una strada in cui si viaggia a passo d'uomo e piovono multe ogni santo giorno. La provinciale 73 è l'asse di collegamento tra la 131 DCN e i paesi di Lula, Onani, Bitti e parte dell'Oceano. Porta alla ex miniera di Sosenato, al cui destino sono affidate le speranze del territorio. A pagare dazio per le strutture della strada sono i cittadini che quell'arteria sono costretti a percorrerla per lavoro. Strada strategica, limiti di velocità inadeguati il cui massimo è di 50 km/h, strisce continue su ampi spazi che vietano il sorpasso, laddove la visibilità lo permetterebbe.
Ma questo non è totalmente vero. Il transito di mezzi agricoli in un'area a forte vocazione agropastorale e quella di mezzi pesanti rallentano il traffico, costringendo gli automobilisti a procedere a velocità ridotta per chilometri, creando talvolta file lunghissime che incentivano manovre azzardate e conseguenti sanzioni. Questo è vero. Un'arteria che dovrebbe collegare speditamente la provincia sarda al resto dell'isola e all'Europa, essendo la miniera di Sosenato candidata ad ospitare l'Einstein Telescope, dove paradossalmente ad avere una velocità sostenuta sono le multe inflitte agli automobilisti sprovveduti, contribuendo, secondo alcuni rapporti, a proiettare la Sardegna un gradino sotto il Molise in quanto a volume di incassi. Sulla base di questi dati nasce il comitato spontaneo che, con una lettera aperta al prefetto di Nuoro, province e sindacati chiedono una revisione tecnica della segnaletica verticale, aumentando la velocità di transito ad almeno 60-70 km/h, laddove le condizioni di sicurezza lo permettano. La modifica della segnaletica orizzontale e inserendo più spazi a linea tratteggiata per consentire il sorpasso dei mezzi lenti nei tratti dove la visibilità è garantita, rendendo una viabilità adeguata alle necessità e le ambizioni del progetto Einstein. Una lunga storia. La strada lunga poco più di 17 km è in opera dal 1991-94, con gli ultimi fondi della Cassa per il Mezzogiorno, accolta come la prospettiva di rinascita per i paesi dell'interno, subì negli anni vari interventi parziali. I finanziamenti provenivano da fonti diverse, ma non hanno risolto i problemi legati alla lentezza del traffico. Il comitato rende noto che i cittadini possono aderire alla petizione firmando il foglio nei bar di Lula, Onanì e Biti. Mariangela Dui. E intanto in Oche Amuro, addio a Falconi, grande cordoglio in Barbagia. La morte di Bacchisa Falconi, già sindaco e consigliere regionale, noto imprenditore turistico, nonché padre dell'attuale prima cittadina di Fonni, ha suscitato una vasta commozione in tutto il Nuorese. È una notizia drammatica che sconvolge chi lo ha conosciuto in Barbagia e Sardegna, come bravo sindaco che ha rilanciato il suo paese dopo una fase difficile, come consigliere regionale al servizio delle popolazioni, delle aree interne e come promotore di importanti leggi e provvedimenti per le imprese artigiane della Sardegna, come imprenditore turistico regionale e nel nostro lago, contribuendo alla sua affermazione, sottolinea Salvatore Lai, che è del Gavoi, già assessore regionale e sindaco di Gavoi e stessa con militanza comune nel PDS. È un giorno triste per i nostri paesi perché ci lascia un punto di riferimento sicuro e autorevole, aggiunge Salvatore Lai. Falconi, tradito da un infarto, è morto a Barcellona. E che in questo terminamos e nos damos appuntamento torna a Crasa a Samatessi. Ora andiamo a sigla la tancatura, eccola qua, un attimo, ecco qua, sigla la tancatura, stinocche e tancavo, ritenovela, devo io. A me vedere, buon a tutto da Vizi TV.